capitelli del portico esterno di Palazzo Ducale sono una sorta di enciclopedia di pietra delle conoscenze, della morale, delle storie dell'uomo conosciute fino al XIV secolo, anno in cui furono scolpiti. Vi sono raffigurati vizi e virtù, damigelle e cavalieri, mostri e animali mansueti. Uno dei capitelli reca con sé delle raffigurazioni davvero complesse e singolari. Si tratta di una storia d'amore suddivisa in 8 quadri che raccontano della conoscenza, del corteggiamento, il bacio, lo scambio della promessa matrimoniale, l'amplesso, cosa curiosa, una coppia raffigurata a letto in una scultura della metà del Trecento, la nascita del figlio, la sua crescita e ahinoi la sua morte, forse un monito a non aspettarsi troppo dalla vita ma a essere preparati alle durezze che la vita ci riserva, oppure secondo una diversa interpretazione la morte del figlio sarebbe in realtà un castigo per i due, visto che la loro unione non sarebbe stata consacrata.